Sì, nell'ottica di arginare un po' il consumo del suolo, nell'articolo 7 della legge 5 del 2007 ci sono le funzioni e gli obiettivi della pianificazione. Vorremmo modificare la lettera A, la lettera D e la lettera F, alcune parole, in modo da poter arginare un po' il consumo del territorio. Grazie. Ci sono interventi su questo emendamento? Se non ci sono, consigliere Riccardi, lei ha una mozione, va bene. Allora do la parola al relatore. Ah no, Lauri, prego Lauri. Sì, avevo ragionato anch'io molto sulla possibilità di specificare meglio le finalità complessive di questa legge e su questo mi sono anche confrontato con la Giunta. La Giunta mi ha fatto notare che la legge ha un carattere prettamente procedurale e quindi allora in questo contesto, stante l'ovvia sintonia con la consigliera Zovo sulla limitazione massima del consumo di suolo, io penso che rispetto all'organicità di questo provvedimento, pur condividendo lo spirito e l'obiettivo con cui viene proposto, insomma, mi sembra che abbiamo deciso di fare una legge appunto di procedura e di non agire sul versante delle finalità. Penso che la Giunta e l'assessora nel proseguo della legislatura, mi auguro, insomma, auspico, metteranno mano complessivamente a tutta la nostra normativa urbanistica, quindi io penso che sia quella l'occasione in cui in qualche modo dare atto a questo impegno molto importante che la Presidente ha preso nella sua campagna elettorale e nelle dichiarazioni programmatiche e che rappresenta una netta e positiva inversione rispetto alle politiche fatte in questa Regione nel corso degli ultimi anni. Quindi per coerenza, diciamo, credo che suggerirei che venisse respinto o chiederei addirittura il suo ritiro, insomma. Grazie. Consigliera Frattolin, prego. Sì, grazie Presidente. Volevo dire al collega Lauri che noi non ritireremo l'emendamento e vorrei ricordargli che sì, sono norme tecniche procedurali, ma se la Commissione non ha parere vincolante, quando potremo intervenire in merito? Grazie. Consigliere Riccardi. Sì, Presidente, io vorrei chiedere se questo articolo è conferente o se c'è l'inconferenza. Forse la liquidiamo prima. Allora, c'è una richiesta di ricevibilità dell'emendamento. Allora, un attimo, valutiamo, sospendiamo 2 minuti di lavori e valutiamo la ricevibilità dell'emendamento.
Allora, circa la richiesta di valutazione, allora trattandosi di modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007 numero 5, che è riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia. Assessore, lei non ha chiesto la parola, quando chiederà la parola io gliela concedo come a tutti gli altri, ma nel frattempo c'è un comportamento così. Siccome comunque tratta della legge regionale numero 5 che comprende complessivamente tutti gli argomenti riguardanti la pianificazione, poi la Giunta può dare parere contrario perché interviene per una parte nella quale non ritiene di dover accettare, ma nell'argomento complessivo questa materia è ricompresa. Siccome noi l'ammissibilità di un emendamento è riferito alla materia e non vorrei che poi successivamente, quando magari su altre leggi che titolano pensiamo insieme emendamento, non tenessimo un comportamento di questo tipo, siccome qua si parla della legge complessiva, la materia che è funzione effettiva della pianificazione è ammissibile, poi dico il parere della Giunta può essere contrario all'emendamento e quindi non lo fa approvare. Quindi ci sono interventi? No, lei ha fatto già la sua, deve fare un intervento? Va bene, allora faccia pure l'intervento. Devo denunciare la mia ignoranza, Presidente, perché diversamente da quello che si possa pensare, dalle battute che abbiamo fatto con l'assessore, io condividevo l'impostazione del fatto che questa precisazione non avesse nulla a che fare con la norma. In realtà non ha nulla a che fare con la norma, ma ha a che fare col titolo della norma. No? No, è così. Cioè, modifiche alla legge regionale, riforma dell'urbanistica, quando qui nella sostanza noi facciamo una norma di procedura che sostanzialmente introduce il piano paesaggistico. Allora io voglio sfidare anche il nostro amico Lauri, rispetto alle cose che ha detto e l'Aula, a non condividere le cose che sono scritte qui, perché qui c'è scritto che promuovere un ordinato mantenimento del territorio dei tessuti urbani e del sistema produttivo, assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell'integrità fisica e con l'identità culturale del territorio, migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani, ridurre fino a fermare la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti, nonché di recupero dell'ambiente preesistente, promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano, atteso interventi di riqualificazione del tessuto esistente, contenere fino a fermare il consumo di nuovo territorio attraverso l'uso di un'attenta valutazione delle soluzioni alternative derivanti dalla sostituzione dei tessuti insediativi esistenti e della loro riorganizzazione e riqualificazione. Sono preoccupato di essere d'accordo con tante cose di sinistra. Consigliere Boem, prego. Sì, è discussione generale, può magari farsi due. Posso farla dopo, un intervento? No, posso fare anche subito, su CEN2. Consigliere Boem, lei, Intervento siccome che... non ha illustrazione degli emendamenti, può intervenire, Sì. poi le verrà chiesto il parere No. sull'emendamento. Allora, è evidente che su questi temi credo ci sia, come dire, una condivisione generale, almeno per quanto riguarda il nostro percorso, stanno all'interno del programma di governo che abbiamo presentato agli elettori e che abbiamo votato anche in quest'Aula. Dobbiamo metterci d'accordo però, se usiamo qualunque strumento per mettere dentro cose diverse, lo possiamo fare, però secondo me è un percorso normativo non corretto, perché questi elementi qui non c'entrano niente con la gestione del piano paesaggistico, c'entrano con tutta la parte urbanistica che sta dentro il piano di gestione del territorio e quant'altro. Quello è lo strumento
Possiamo dire qualsiasi cosa in qualunque posto, perché qualsiasi tema riguarda qualsiasi argomento. Allora, quello è l'elemento, non perché si è contrari agli obiettivi che sono indicati in questo, ma perché vengono introdotti degli argomenti che riguardano un altro strumento di pianificazione. Tutto lì. Allora, possiamo fare delle cose ordinate o possiamo fare delle cose per sottolineare dei temi che siano come dire, di volta in volta utilizzabili. Per questo può non aver senso. Probabilmente non succede niente se lo mettiamo dentro, ma non ha a che fare con la gestione del piano paesaggistico, ha a che fare con la gestione urbanistica, quindi del piano di gestione del territorio. Prego, Paviotti. Sono dell'avviso che questo emendamento, seppur all'interno può essere condivisibile del tutto, in parte, eccetera, non possa essere votato in questa fase. Cioè noi siamo in una legge di procedimento, abbiamo discusso fino lì, poi arriviamo in aula e facciamo la gara chi è più bravo e chi mette una parola in più, chi è più. Allora così non va bene, perché sviliamo anche il lavoro e siamo del tutto fuori tema, ma proprio del tutto fuori tema. Oggi arriviamo fino lì. Dopodiché domani discutiamo del completamento delle politiche che vogliamo fare, tipo paesaggistico, urbanistico, eccetera, e in quella fase inseriamo correttamente tutto quello che vogliamo fare. Vogliamo il consumo di suolo zero? Ma lo metteremo allora, ma non adesso, perché altrimenti non so perché siamo andati in commissione a discutere del procedimento mentre poi in aula discutiamo invece di altri. Per cui da questo punto di vista io devo dire assolutamente contrario all'emendamento così come presentato in questo momento, in questa forma. Grazie, consigliere Liva. Sì, intervengo intanto per tranquillizzare il collega Riccardi, nel senso che non è sufficiente che la norma puzzi di sinistra perché noi la si voti. Oltre che essere di sinistra deve essere anche congrua, deve avere altri elementi. Ci pensiamo, ecco, non è elemento importante ma non sufficiente. E nel caso di specie è evidente che è una norma, a mio avviso, fatta per differenziare, rendere confuso un procedimento legislativo in atto che ha una sua coerenza e ha un senso se nasce e finisce per come è stato pensato. Fra l'altro abbiamo ricordato qui, infliggendoci tutti una certa dose di colpevolezza, ben rimarcata dal gruppo 5 Stelle, quando abbiamo fatto dei provvedimenti nei quali abbiamo inserito delle norme e abbiamo detto che abbiamo fatto una legislazione o delle leggi un momentino sporcate, però da necessità urgenti, però siamo stati richiamati. Io, richiamando il programma di questa stessa maggioranza che sul consumo di territorio zero è stato detto, ribadito e riconfermato, nel momento in cui ci accingiamo a fare una norma procedurale che ci consenta di acquisire sovranità e possibilità legislativa su una materia nella quale finora non siamo intervenuti, credo che l'atteggiamento più coerente da parte di tutti sia quella di aiutare questo iter con procedure e con norme coerenti e non superflue e pleonastiche nella riconferma di principi che sono già contenuti. Quindi da questo punto di vista, proprio per una pulizia legislativa che almeno là dove è possibile è meglio conservarla, io mi propongo il ritiro di questo emendamento su questioni sulle quali di principio e teoricamente siamo già tutti d'accordo. Grazie, la parola al consigliere Servo. Sì, grazie Presidente. Io non vorrei ogni settimana o ogni mese ritornare sempre a dire le stesse cose su argomenti che magari non mi riguardano direttamente nelle mie commissioni, però prima giustamente il consigliere Liva diceva qualche legge l'abbiamo sporcata. Qui stiamo parlando delle stesse cose, si tratta solo di dire se siete d'accordo o meno. Punto. Non c'è problema, voi potete anche essere contrari, potete anche dire di no, o se siete favorevoli, punto, cioè non è questione. Avete inserito una legge che praticamente era una legge sulle associazioni culturali
in una legge che trattava solo di Grande Guerra, ve lo voglio ricordare. Per cui o siete favorevoli o siete contrari nel merito. Poi, visto che è stato ritenuto ammissibile l'emendamento, non vedo perché dovremmo ritirarlo. Allora, consigliere Lauri. Sì, a sostegno, scusate, a sostegno della inconferenza di questo emendamento, scusate, all'interno di questo provvedimento. Penso che non ci possono essere dubbi, lo dico ai consiglieri del 5 Stelle, sulla volontà di attuare questa parte del programma. Si tratta semplicemente, vi proponiamo di ragionare sul fatto che questo agire sulla finalità di questa legge non sta, del piano del territorio, non sta dentro, diciamo, la legge procedurale sul piano paesaggistico che stiamo votando. Questa è la questione, per cui io spero che la richiesta di l'emendamento verrà dichiarato inconferente rispetto a questo tipo di provvedimento. No, consigliere Lauri, mi sono già pronunciato, ha già sollevato la questione il consigliere Riccardi. L'emendamento, siccome sta nella materia che è trattata complessivamente dalla legge, lo sta nel titolo, è la legge 5, l'emendamento è conferibile, poi politicamente uno sceglie di approvarlo o non approvarlo a seconda della opportunità che stia o meno nella legge, ma la presentazione dell'emendamento è conferibile, l'emendamento è nel titolo e negli argomenti del titolo previsto da questa legge. Prego, consigliere Travanut. Grazie Presidente. Beh, uno degli aspetti che hanno più interessato le vicende delle distinzioni tra gli oggetti e che in qualche modo un po' anche ha rovesciato molti atteggiamenti e molti pensieri è stata la differenza tra il significante e il significato. E lì giù no, perché in qualche modo uno è il contenitore e l'altro il contenuto. Ed era una cosa di un'importanza capitale tra, per l'appunto, ciò che è il significante e ciò che è il significato. Ora qui io ipotizzo che sul significato non vi sia destrezza da mettere in campo. Sul significato, in qualche modo, giustamente, o sul senso del contenuto, che poi è il significato, se ne discuterà a non finire da qui ai prossimi anni, quando l'assessore, assieme a chi di competenza, lavorerà su quello. Ora, guardate che il significante è di una delicatezza unica e se confuso con il suo contenuto viene fuori un pasticcio intellettuale. Non c'è uomo che da questo punto di vista se dovesse cadere in quel tranello, no? Inforcherebbe l'oscurità totale. Ma perché dobbiamo in qualche modo fare quell'errore lì, quando ormai era, mi pare, se non vado errato, fine 800, che in qualche modo quella distinzione venne fatta e in Europa sostanzialmente si cambiò registro circa le confusioni. Mettere assieme due cose che sembrano assieme, ma che assieme non sono, la parola è contenuto e contenitore, significante e significato. Qui, in questo provvedimento, si vuole nient'altro che stare nel rigo di ciò che poi si farà nella sostanza. E se in qualche modo i 5 Stelle vogliono, io capisco, perché il desiderio della sintesi è la cosa più bella del mondo. L'unitarietà delle cose, la confusione, nel senso positivo del termine, è piacevolissima, ma noi che siamo legislatori non possiamo permettercelo. Facciamo una passeggiata fuori e sicuramente lì possiamo danzare dentro quella vicenda come più ci piace. Qui stiamo dentro le condizioni della separatezza. Una cosa è così e l'altra è colà. Pertanto, per quanto sia ovviamente
piacevole tutto quanto, la distinzione va... E guardate che è la salvezza dell'uomo la distinzione, e la confusione invece è un po' religiosa. Quindi non condividi quello che ho scritto. No, condivido la sostanza. Bene, grazie Colautti. Solo per dire che in effetti l'intervento di Travanut mi ha convinto definitivamente della bontà di questo emendamento, perché mi ha talmente, come dire, caricato che devo dire nella confusione ho visto una luce finalmente, quindi ti ringrazio. No, io devo dire, perché al di là di tutto io sono d'accordo sulla pulizia, sono molto allineato con l'IVA, eccetera, eccetera, però, e so benissimo che legge stiamo votando, però questa norma, questo emendamento di fatto elenca dei principi, no? Degli obiettivi, quindi non è che vada in nessun modo a inficiare la procedura. Ma sapete perché mi sento attratto? Per quello che ha detto Lauri. Perché Lauri intanto ha detto una cosa che io non posso continuare ad accettare, no? Siccome dobbiamo fare un'inversione rispetto a quello che è stato fatto nella passata legislatura, dove abbiamo devastato il mondo, no? Porca miseria, abbiamo devastato il territorio. Il piano casa doveva disfare il mondo. Magari avessimo qualche betoniera che gira, magari, e quel po' che si è fatto l'abbiamo fatto grande al piano casa. Grazie no, ma non parlavo del terzo, parlavo del piano casa. No, e quello che si è fatto è stato fatto grazie al piano casa, di questo liberalismo spinto del centrodestra, eccetera, eccetera. Il PRAE, no? Tutta questa cementificazione di qua e di là. Allora, il piano di governo del territorio approvato a fine legislatura ha nel titolo 1, ti pregherei, Laura, di andare a leggere, no? C'è scritto che come vuole l'Europa e come noi siamo convinti, vogliamo entro il 2015-20, non mi ricordo, consumo zero del territorio. Consumo zero del territorio. Ok? Consumo zero del territorio. No! Perché è ora di finirla, di marcare sempre sta minestra, perché insomma, ci vuole cioè bisogna cambiare il disco ogni tanto, no? Bisogna capire che il mondo è cambiato, no? Ci sono modi di intendere, di sensibilità sull'energia, sul territorio, che non sono tutte sempre sta minestra, no? Dell'egemonia etico-culturale da sinistra. Non esiste, oggi è una giornataccia da questo punto di vista, è una giornataccia. Porca miseria, e voglio che questa cosa finisca, quindi per quanto mi riguarda io sostengo l'emendamento. Bene, grazie. Parola all'assessore Santoro. Senza voler mancare di rispetto al Presidente col quale mi scuso per prima perché pensavo fossimo ancora in sospensione, le modifiche fatte alla legge regionale 5, come è scritto nel titolo, riguardano la materia della pianificazione paesaggistica e non altro, anche se la legge 5 contiene al suo interno sicuramente altre questioni. Ma vorrei chiedere ai consiglieri 5 Stelle, al di là di un'affermazione di principio, che cosa si ottiene con questo discorso? Non attiene al piano che stiamo facendo, perché attiene ad un altro piano, che è quello del governo del territorio, e quindi queste affermazioni di principio non hanno alcun tipo di ricaduta sul piano che andiamo a fare. Quindi sono un po' così inutili. Bene, parola al relatore Boem sull'emendamento 5 bis 1. Il parere per tutte le cose dette è contrario. Contrario, la Giunta ha già espresso, quindi siamo a posto. Pongo in votazione l'emendamento 5 bis 1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. Articolo 6, entrata in vigore.